Buongiorno da Sicilia, 24 questi titoli di oggi. Nell'inchiesta che coinvolge Totò Cuffaro, accusato di essere al vertice di un comitato d'affari occulto per condizionare nomine e appalti in sanità, sono 20 le persone coinvolte. Per un tenente colonnello dei Carabinieri emerge l'ipotesi di rivelazione di segreto d'ufficio. L'ex governatore si difende: mai dato o ricevuto soldi. Scicli sarebbe il nuovo fidanzato della sua ex, l'assassino di Giuseppe Ottaviano, ucciso nella sua abitazione nel 2024. Dopo oltre un anno di indagini, il caso sembra essere chiuso. Palermo, dalle rapine allo spaccio di crack. Ballarò è un quartiere travolto dal degrado. I commercianti lanciano un allarme sicurezza. Stupro di gruppo alla Villa Bellini a Catania, chiesti 9 anni per i 3 maggiorenni egiziani che hanno concorso alla violenza della minorenne. Sit-in a Catania dei lavoratori dell'Oda, da 8 mesi sono senza stipendio, nessuna notizia ancora sull'entrata in vigore della nuova gestione dopo l'affidamento del ramo sanitario a un consorzio esterno. Catania, anche un topo nei locali di un ristorante in centro. In un noto fast food del catanese, blatte e sporcizie ovunque. La polizia eleva multe per oltre 40.000 euro. Il calcio, il Catania verso la gara interna contro l'Altamura. Toscano costretto a cambi in difesa dopo la mano pesante del giudice sportivo Pieraccini e Quaini. Le alternative. Ben trovati, apriamo con l'inchiesta che coinvolge Totò Cuffaro. Lo ricordiamo, è accusato di essere al vertice di un comitato d'affari occulto per condizionare nomine e appalti. L'ex governatore si difende comunque al nostro microfono, mentre è praticamente degli ultimi minuti il fatto che l'inchiesta si estende ad altre 2 persone. Per una di queste, si tratta di un carabiniere, si ipotizza il reato di diffusione di segreto, rivelazione, scusate, di segreto d'ufficio. Ma ci dice tutto nel servizio Lorena Dolci. Ci sono altri 2 indagati per i quali la Procura non ha però chiesto una misura cautelare nell'inchiesta che ha travolto tra gli altri l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, il coordinatore di Noi Moderati Saverio Romano e il capogruppo del DC all'Arse Carmelo Pace. Si tratta di un ufficiale dell'Arma che avrebbe messo in guardia l'ex governatore da indagini a suo carico. L'altro nome riguarda una dirigente generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della regione. La lista degli indagati sale dunque a 20 persone. La Procura di Palermo accusa Cuffaro di essere a capo di un comitato d'affari occulto in grado di condizionare settori strategici come la sanità, ma non solo. Questa volta la mafia non c'entra. Oltre ai reati di corruzione e turbativa d'asta, l'ex governatore deve rispondere di associazione a delinquere insieme ad altri 17, fra cui l'ex ministro Saverio Romano, oggi deputato di Noi Moderati, oltre a imprenditori, burocrati e funzionari. Per tutti la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari. A Cuffaro viene contestato un solo caso di tangente, una mazzetta consegnata all'imprenditore Tomasino, circostanza che lui smentisce. Io non ho mai dato soldi a Tommasino per il semplice motivo che non li ho mai ricevuti, quindi non capisco perché avrei dovuto dargli dei soldi. Questo l'ho letto pure io e mi ha molto meravigliato. Per la procura diretta da Maurizio De Lucia, Cuffaro sarebbe stato il vertice di questo sistema, big sponsor degli amici, come nella più classica tradizione democristiana. Condizionamenti? Lui preferisce parlare di consigli. Ci sono i fatti che attengono alla politica, nel senso che ognuno può dare dei consigli. Ho dato dei consigli, io li ho dato tanti altri, ma insomma non mi pare che qui le contestazioni siano dovute a questo però. E questo è diventato certamente un caso politico con attacchi e tentativo di avviare lo scioglimento dell'Assemblea regionale siciliana. Intanto da Palazzo d'Orlean partono le pressioni nei confronti di alcuni degli indagati per chiedere dimissioni volontarie anche prima degli interrogatori di garanzia. Manlio Viola.
Una raccolta firme per promuovere l'autoscioglimento dell'Assemblea regionale siciliana. L'idea è del Movimento 5 Stelle, che ha avviato una verifica con gli altri deputati regionali per comprendere se l'iniziativa ha una qualche possibilità di successo. Si punta ad elezioni anticipate dopo che nella giornata di ieri è esplosa la vicenda dei presunti appalti truccati in sanità, e non soltanto, che ha portato alla richiesta di arresti domiciliari per 18 persone, fra cui Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, Saverio Romano, Carmelo Pace, collaboratori, manager di aziende sanitarie e presidenti di consorzi pubblici. Per giungere ad uno scioglimento servono 36 firme da parte di altrettanti deputati regionali, in pratica la metà più uno. I 5 Stelle però sono 11, altrettanti i deputati del PD, aggiungendo Ismaele Lavardera, che da ieri propone una mozione di sfiducia, si arriva a 23. La possibilità di reperire altre 13 firme viene considerata remota anche da Palazzo d'Orléans. Non c'è più nulla da discutere né da mediare. La Sicilia ha bisogno di voltare pagina e di liberarsi immediatamente di un governo incapace di governare, diviso su tutto, travolto dagli scandali e ormai privo di ogni credibilità, attacca il vicepresidente di Italia Viva Davide Faraone, mentre Carlo Calenda insiste anche oggi su un'altra raccolta firme, quella sotto la richiesta di commissariare la Sicilia. Ieri intanto le opposizioni hanno abbandonato l'Aula, facendo saltare la seduta dell'Ars per protesta contro l'assenza del presidente della regione Renato Schifani fra i banchi del governo. La tensione cresce mentre il governatore sembra intenzionato a non fare sconti a nessuno, a partire dai manager indagati. In attesa degli interrogatori di garanzia sono partite le pressioni per chiedere al presidente del consorzio di bonifica Giovanni Tomasino di dimettersi, e provvedimenti sarebbero allo studio anche nei confronti del manager dell'ASP di Siracusa Caltagirone. Ma nel frattempo Schifani vola a Bruxelles per parlare del piano rifiuti della Sicilia con la commissaria europea all'ambiente. Adesso ci spostiamo, andiamo a Scicli, c'è una svolta nell'omicidio del 41enne avvenuto nel maggio dello scorso anno, nel 2024. A ucciderlo sarebbe stato il fidanzato, l'attuale fidanzato della sua ex. Oggi l'arresto. Veronica Barbarino. Era stato trovato privo di vita all'interno della sua abitazione di Scicli, dopo che familiari e amici non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Dopo la scoperta del suo corpo senza vita, si era dato il via alle indagini. Oggi, a distanza di oltre un anno, arriva una svolta nel caso dell'omicidio del 41enne Giuseppe Ottaviano, avvenuto il 12 maggio 2024. I carabinieri del comando provinciale di Ragusa, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ragusa, questa mattina hanno arrestato il sospettato autore del delitto. Gli inquirenti, infatti, hanno ricostruito le ultime ore dell'uomo, determinando con precisione con chi fosse e soprattutto quali fossero le motivazioni dietro il tragico gesto. La comunità di Scicli, vicina alla famiglia, aveva più volte espresso il desiderio di ottenere la verità, e l'arresto del presunto autore rappresenta un passo importante verso la chiusura di una vicenda dolorosa. L'omicidio di Giuseppe Di Dio a Capizzi. Nel pomeriggio si concluderà l'udienza di convalida del fermo del presunto omicidio del padre e del fratello. È stato conferito l'incarico per l'autopsia. Dopo l'esame potrà essere fissato il funerale. Intanto venerdì sera Capizzi si fermerà per una fiaccolata. Francesco Triolo. C'è attesa per l'udienza di convalida del fermo a carico del ventenne Giacomo Frasconaffi Laro, del padre Antonio e del fratello Mario, che si dovrebbe tenere nel pomeriggio di oggi. I tre sono rinchiusi nel carcere di Enna da domenica mattina dopo la sparatoria in cui sabato sera a Capizzi è stato ucciso il sedicenne Giuseppe Di Dio. I tre, accompagnati dal difensore avvocato Felice Lofurno, risponderanno alle domande del giudice per le indagini preliminari Zelia Futura Maimone e del sostituto procuratore Salvatore Interlandi, titolare del fascicolo, fornendo la loro versione dei fatti. Al momento le ipotesi contestate a vario titolo sono di omicidio, tentato omicidio, detenzione abusiva di arma da fuoco clandestina, lesioni personali e ricettazione. Giacomo Frasconaffi Laro, secondo quanto ribadito dal suo stesso difensore, si assumerà la piena responsabilità dei 3 colpi di pistola calibro 6,35 esplosi tra la folla, uccidendo il sedicenne e ferendo alla gamba un 22enne, spiegando però di essere stato aggredito poco prima davanti ad un altro bar della stessa via Roma del centro Nebroideo. Intanto è stato conferito al medico legale l'incarico per l'esecuzione dell'autopsia sul cadavere del sedicenne, esame in programma nei prossimi giorni all'Istituto di Medicina Legale di Catania. Subito dopo la salma sarà restituita alla famiglia per i funerali, che saranno celebrati probabilmente nel fine settimana
nel santuario di San Giacomo. Intanto per venerdì pomeriggio a Capizzi è stata organizzata una fiaccolata per ricordare Giuseppe Di Dio. A Palermo adesso, dalle rapine allo spaccio di crack e anche un vecchio carro di Santa Rosalia abbandonato nel cuore della piazza da oltre un anno e mezzo. Torniamo a Ballarò, lo facciamo proprio con Marco Gullà. Scippi, rapine, spaccio di crack. La polizia monitora e continua i suoi controlli nel centro storico di Palermo, soprattutto nel quartiere di Ballarò. A una turista russa è stata scippata una collana, la polizia ha però immediatamente trovato il responsabile, un ragazzo che si era rifugiato proprio a Ballarò. E sempre nel quartiere palermitano le forze dell'ordine hanno individuato una ragazza di 23 anni con addosso 40 dosi di crack, probabilmente pronte ad essere vendute. Quel crack di cui è ostaggio ancora a Ballarò. Nel pomeriggio commercianti e ristoratori sono addirittura costretti a chiudere perché il quartiere diviene territorio di tossicodipendenti e spacciatori. Alle 5 del pomeriggio c'è il coprifuoco, è come se fosse l'una di notte, quindi sono costretti ad abbandonare il quartiere perché inizia questo spaccio di crack incessante e quindi giustamente loro mi dicono è inutile che apriamo la sera perché i cittadini hanno paura. Il degrado di Ballarò passa anche da immagini come questa, un vecchio carro di Santa Rosalia abbandonato nel cuore della piazza. Il carro è abbandonato, ormai hanno levato anche l'immagine della Santa da qualche mese ed è in uno stato di degrado perché fra l'altro i bambini ci giocano ed è abbandonato totalmente. Allo stupro di gruppo alla Villa Bellini di Catania il PM ha chiesto 9 anni di reclusione per 3 ragazzi egiziani, oltre 5 anni per un altro. I 4 imputati hanno concorso alla violenza nei confronti di una 13enne avvenuta nel gennaio 2023. Emanuela Corsi. 9 anni di reclusione per 3 imputati, 5,5 per il quarto che ha collaborato con gli inquirenti. Sono le richieste di condanna della PM Anna Trinchillo per 4 dei 7 egiziani sotto processo con rito ordinario davanti alla seconda sezione del Tribunale Penale di Catania che hanno concorso allo stupro di gruppo della 13enne alla Villa Bellini avvenuto nel 2023. I 4 imputati, tutti maggiorenni, sono accusati anche di violenza privata nei confronti dell'allora fidanzatino della vittima che secondo la ricostruzione fu bloccato e costretto a guardare la violenza sessuale. È stata indubbiamente severa, anche perché se saranno tenuti responsabili del reato contestato di aver fatto parte del branco a danno della fidanzatina del mio assistito e del mio assistito stesso, andrà caduta su dei soggetti che neanche probabilmente comprenderanno la portata, visto che provengono da paesi in cui già la vita di un uomo ha poco valore, e immaginiamoci il consenso di una donna. Nel frattempo sono già state confermate in appello le condanne a 12 anni e 8 mesi, a 7 anni e 4 mesi per i 2 egiziani, uno maggiorenne e un altro minorenne, che avrebbero materialmente commesso la violenza sessuale. Condannato sempre non in via definitiva anche un terzo minorenne appartenente al branco. I 3 sono stati processati con rito abbreviato. La violenza di gruppo avvenne nei bagni della villa comunale del capoluogo etneo il 30 gennaio 2023. La notizia, appresa all'inizio dei festeggiamenti a Gatini, sconvolse l'intera città. Restiamo alla giudiziaria perché quasi 185 anni per 17 imputate con pene comprese tra 2 e 20 anni di reclusione. Si tratta della richiesta del PM di Catania, Raffaella Agata Vinciguerra, nel processo che si celebra con il rito abbreviato davanti al GUP Fabio Di Giacomo Barbagallo, nato dall'inchiesta Mercurio su indagini dei carabinieri del ROS su mafia e politica. La condanna più pesante, 20 anni, è stata sollecitata per Ernesto Marletta, il boss del Castello Ursino, e ieri la PM ha anche ribadito al GUP la richiesta di rinvio a giudizio per voto di scambio per l'ex deputato Castiglione. E adesso cambiamo argomento, andiamo all'Oda, all'Opera Diocesana di Assistenza. I dipendenti sono disperati, da 8 mesi sono senza stipendio, oggi hanno gridato appunto la loro disperazione in un sit-in a Catania. È andata Eva Spampinato.
Loro sono gli invisibili dell'assistenza e oggi sono tornati in strada per chiedere ciò che spetta loro di diritto, il salario. Salario che non viene pagato da 8 mesi ai lavoratori dell'Oda. Le speranze che potevano essere alimentate dalle promesse fatte dalla fondazione legata alla curia catanese, quando ancora gli stipendi non pagati erano 3, 4, 5 mensilità, sono morte di fronte ad un muro di silenzi, paure e paradossi. Non abbiamo nessuna notizia. Se pagherà qualche stipendio, non lo pagherà. Sì, perché chi continua ad appendere gli striscioni come questi davanti alla sede amministrativa dell'Oda è consapevole di vivere un incubo e di subire, oltre al danno, anche la beffa. L'ASP di Catania versa regolarmente i fondi all'Oda, ma gli stipendi non arrivano. Il trimestre è già stato liquidato all'Oda come a tutte le altre enti e associazioni nel catanese da parte dell'Oda. L'Oda è stata pagata dall'ASP, ma l'Oda non ha pagato i lavoratori. L'Oda continua a non pagare i lavoratori. E nessuno spiega perché. Intanto gli operatori sono rimasti 300, circa 150 hanno dovuto licenziarsi per sopravvivere. Non ho deciso di andarmene, sono stato costretto. Tu cosa temi? Che loro pensino che non ho più bisogno di quei soldi visto che me ne sono andato. E non te li daranno. E non me li daranno. Però ti spettano. Eh sì. Ma i pazienti continuano ad esserci, anzi aumentano, e a fronte della carenza di personale interno dell'Oda andato via per sfinimento, sono arrivate le cooperative, che invece gli operatori li pagano. E dunque il paradosso, queste persone lavorano a fianco di colleghi nuovi che prendono lo stipendio e loro no. Intanto l'Oda ha affittato al consorzio Sisifo il ramo delle attività sanitarie, ma non si sa ancora quando sarà operativa. I sindacati hanno chiesto a Sisifo di destinare alcune mensilità invece che all'Oda ai lavoratori. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi ritorneremo con delle immagini che vi mostreranno l'esistenza di un vero e proprio ristorante da incubo a Catania. Siamo tornati in studio, anche un topo nei locali di un ristorante in via Sant'Euplio a Catania, del quale comunque non è stato reso noto il nome. Però vi mostriamo queste immagini nel servizio di Desiree Ferlito. Anche un topo morto accanto al deposito di alimenti freschi, oltre che blatte, sporcizia e gravissime carenze igienico-sanitarie. A scoprire l'indecoroso stato degli ambienti di un ristorante in via Sant'Euplio sono stati gli uomini della task force coordinata dalla polizia di Catania, che hanno fatto scattare multe per oltre 40.000 euro. Nel corso dell'operazione sequestrati e distrutti 4 kg di salumi e formaggi scaduti e 50 kg di alimenti di origine animale e vegetale senza tracciabilità. Per l'attività commerciale è stata disposta la chiusura immediata. Inoltre nel menù non erano indicati i prodotti freschi e quelli congelati. Il titolare è stato denunciato per frode in commercio. I controlli hanno riguardato anche un noto fast food della provincia, disponendo subito la chiusura per le accertate gravi carenze igienico-sanitarie, determinate dalla presenza di blatte ed infestanti vari in tutti i locali. Sicurezza questa sconosciuta. A Catania un muro pericolante minaccia di crollare sul marciapiede e siamo in via Ala, dove i passanti dicono abbiamo paura, ma non interviene nessuno. Il nostro Tonino De Mana. No, perché è molto pericoloso. È consigliabile l'uso dell'elmetto, ma non per la vicinanza di una caserma e quindi per possibili esercitazioni militari. In via Ala, a ridosso della Sommaruga, il pericolo è reale e viene dall'alto, con il muro perimetrale che vedete in queste immagini a rischio crollo. Tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al 342 74 55 005 ed altrettante quelle di residenti e passanti. Da diverso tempo sollecitano interventi, finora non sono stati mai ascoltati. Siete scesi dal marciapiede perché? Perché non si può passare. Hai visto cosa c'è alle tue spalle? Sì, è una collina. Se cade un muro di questo, un transito enorme di macchine che c'è qua, passano bambini, ci sono anche le scuole. Lasciamo perdere. È scomparsa la sicurezza a Catania, credo che bisognerebbe rivedere tante cose. A parte il muro in cemento, le cui crepe sono evidenti, la parete a ridosso del marciapiede rappresenta una minaccia per tutti. E non va meglio in via Milo, a monte di via Ala, dove buche ed avvallamenti trasformano strade e marciapiede in un sentiero di guerra, dove l'elmetto o il casco diventano indispensabili. In questo caso, a segnalare il pericolo, ci sono almeno le transenne, che vedremo chissà per quanto tempo.
Maxi operazione della Guardia di Finanza nel Ragusano nell'ambito di un'inchiesta sui bonus edilizi. Ci sono 4 persone agli arresti domiciliari. Veronica Barbarino. Super bonus 110, bonus facciate e bonus ristrutturazione per lavori mai eseguiti o parzialmente. È stata sgominata a Modica un'associazione per delinquere finalizzata a frodi sui bonus edilizi. Una complessa indagine della Guardia di Finanza di Ragusa, infatti, ha portato questa mattina agli arresti domiciliari 4 persone e al sequestro preventivo di oltre 5 milioni di euro. Il gruppo avrebbe generato crediti d'imposta fittizi, poi cedute a terzi, con lo scopo di ottenere ingenti profitti a danno dello Stato. Erano presenti principalmente 4 soggetti: un commercialista modicano che avrebbe dovuto testimoniare la legalità delle operazioni svolte e anche gestire in maniera corretta la cessione dei crediti, dei cassetti fiscali dei soggetti coinvolti. Un ingegnere di Pozzallo, direttore dei lavori, che avrebbe dovuto certificare la regolarità dello stato di avanzamento lavori, e 2 imprenditori che con le loro società si sono prestati ad emettere fatture per operazioni inesistenti per testimoniare appunto l'effettuazione di lavori che in realtà non sono stati eseguiti. Contestati anche i reati di truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio. Determinanti per ricostruire la rete e il flusso dei crediti illeciti gli incroci tra documenti contabili e movimenti finanziari, svolti anche con il supporto della polizia locale e degli uffici tecnici dei comuni di Modica e Ispica. Inoltre, nel corso dell'operazione, supportata dal nucleo operativo di Roma e da un'unità cinofile Cash Dog, sono state effettuate 9 perquisizioni tra Modica, Ispica, Pozzallo e Roma. A Catania è stato scoperto un finto medico estetico che aveva messo su un ambulatorio illegale in un appartamento del centro. Tanti rischi legati agli interventi estetici se non eseguiti in ambulatori medici autorizzati. Giusy Lazzara ne parlerà con Giuliana Giudice, medico estetico, coordinatore regionale della Società Italiana Medici Estetici, e Giuliana Pisani, legale di Asso Utenti Catania. Il tutto all'interno del nostro Sicilia 24 Focus, in onda fra poco dopo il nostro telegiornale su Telecolor, ma anche in streaming su siciliaweb.it. Potrete inviare i vostri messaggi di testo alla nostra linea WhatsApp, il 342 74 55 005. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi ci occupiamo di calcio del Catania. E prima del calcio, notizia dell'ultima ora sull'omicidio di Capizzi. Si sono conclusi gli interrogatori di garanzia a Enna. È stata confermata la custodia cautelare per i 3 indagati. Parliamo di Giacomo Frasconà Filaro, del fratello Mario e del padre Antonino, che sono stati appunto convocati questa mattina dal giudice. Dunque fermo confermato per i 3, naturalmente per l'accusa di omicidio. E adesso siamo al calcio. È il momento di rimettere mano alla formazione per mister Toscano. Parliamo naturalmente del Catania che ovviamente ha alla testa la prossima gara interna, quella con l'Altamura, tra la squalifica di Gherardi, l'infortunio di Aloi, e insomma il mister dovrà cambiare qualcosa, ma sentiamo nel dettaglio il servizio di Francesco Triolo. La squalifica di Mario Gherardi era attesa, scontata per la partita contro il team Altamura, ma nessuno nel Catania si sarebbe mai aspettato una batosta così pesante da parte del giudice sportivo. 4 giornate sono tante, secondo il club, che è pronto a presentare ricorso la prossima settimana. Il difensore, al termine della gara, accompagnato da un dirigente, ha parlato con l'arbitro, ha chiesto scuse e quel pentimento segnalato anche dal giudice sportivo potrebbe diventare materiale da sottolineare al momento del ricorso. Toscano da ieri sa che comunque deve cambiare qualcosa in difesa per la gara di domenica. La speranza, l'auspicio è quello che possa essere recuperato Pieraccini, il difensore uscito a Caserta per un acciacco alla ripresa della preparazione, sceso in campo per un lavoro di scarico o differenziato, ma era comunque sul rettangolo di gioco. Il rientro tra i titolari del difensore sembra quindi possibile in vista del confronto di domenica. Dopo la squalifica di Gherardi, l'altra brutta notizia è l'infortunio di Salvatore Aloi.
Il centrocampista si è fermato per un trauma distorsivo contusivo riportato giovedì scorso alla vigilia della trasferta di Caserta e dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Per lui quindi si prospetta un lungo stop e, come già annunciato, la società potrebbe aggregare al gruppo in pianta stabile il 21enne Arjan Khilafi, centrocampista macedone prelevato dalla Sampdoria nella scorsa sessione estiva di mercato. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24, grazie a tutti voi per averci seguito, vi ricordo il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale in onda su questa rete alle 19 con tanti aggiornamenti importanti sui casi del momento. Vi lascio adesso alla nostra programmazione con Sicilia 24 Focus condotto in studio oggi da Giusy Lazzara. A tutti un buon pomeriggio.